Eccoci insieme anche quest'oggi, ben ritornati cari telespettatori. Parliamo di turismo, parliamo di riaperture, di qualcosa che ci renda in qualche modo con prospettive più liete di quelle del momento attuale. Grandemente difficile per le categorie del settore turistico, ma un po' per tutti quanti noi, molto costretti negli ambiti ristrettissimi di queste benedette zone che hanno dei colori che non ci piacciono assolutamente. Allora, sono state date delle date e alla luce di questo vediamo quali sono le opportunità che si potrebbero o si possono offrire. Ne parliamo con i nostri interlocutori. Allora, vi presento subito il presidente Angelo Macola, presidente di Assitai, che fa parte di Confindustria, strutture di ricettività turistiche all'aperto. Ben arrivato qui con noi, presidente. Buongiorno, buongiorno Teresa. Buongiorno. E buongiorno anche a Massimo Schiavon, da poco presidente di Federalberghi Veneto nel Consiglio nazionale, comunque con esperienza anche lei nel settore alberghiero. Ben arrivato qui con noi, presidente. Grazie, buongiorno a lei. Allora, questione alberghiera molto calda, abbiamo tantissime mail che ci sono arrivate, strutture all'aperto ne abbiamo parlato veramente poco e pochi anche ci hanno posto delle questioni che in realtà si presentano, ci sono. Allora, qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte? Teoricamente dovreste essere quelli più, tra virgolette, messi meglio, insomma, perché ci dicono che all'aperto si dovrebbe stare tranquilli e di conseguenza appena si apre la stagione. È così o non è così? Come la vede? Ma come la vediamo? La vediamo in questo momento assolutamente sconosciuta perché non abbiamo una stagione che ancora è definita nelle date. A questa mattina fonti confindustriali mi dicono che le uniche attività per cui è prevista una data di riapertura, attività turistica, ad oggi sono le terme e i parchi tematici. L'1 luglio però, Presidente, la interrompo, mi sembra. Che il 1 luglio. Che mi sembra una data. Siamo molto preoccupati per questo perché nella nostra ricettività abbiamo la necessità di lavorare maggio e giugno. Ora, certamente queste situazioni non sono a nostra discrezione e dobbiamo confrontarci con le autorità sanitarie che sicuramente hanno più competenza e anche più capacità di prevedere quello che è lo sviluppo di questa terribile pandemia. Dico la verità, il nostro è un settore che ha dimostrato un grandissimo senso di responsabilità ed una grandissima professionalità nell'applicare le normative che erano state messe in essere l'anno scorso. Rappresentiamo per il Veneto più di un terzo delle presenze turistiche in anni normali e a livello nazionale siamo la seconda forza ricettiva. Quindi abbiamo diffusione in tutta Italia. In Veneto conoscete tutti quello che è il livello delle strutture turistiche all'aperto, che è il livello più alto d'Europa. Non lo diciamo noi, lo dicono le più grandi associazioni consumatori europee badando e lavorando moltissimo con bambini, la nostra missione è quella di infondere serenità alle famiglie che ne hanno un gran bisogno dopo aver passato il periodo che ci ha visto coinvolti tutti di restrizioni veramente importanti. Nel nostro DNA è la vita all'aperto, quindi per quello che ci riguarda noi andiamo ad organizzare gli spazi all'aperto per un comfort di vacanza a 360 gradi, sia per quello che riguarda le unità abitative, che siano esse del cliente, quindi le roulotte proprie o quelle messe a disposizione da noi come i bungalow, le case mobili, eccetera. Sono proprio nella nostra identità come luoghi precisi e luoghi in cui soggiornano solamente quei gruppi tra di loro affini. Per quello che riguarda le attività poi accessorie a quello del soggiorno, quindi le attività di relax, le piscine piuttosto che le attività sportive o l'animazione per i bambini,
sono assolutamente rispettose di qualsiasi norma. Abbiamo partecipato come Assitai a tutti i tavoli che hanno istituito la Regione Veneto e lo Stato per determinare queste norme, e quindi noi siamo pronti. Abbiamo tutti i nostri disciplinari per quello che riguarda anche gli assembramenti o i luoghi dove possono esserci più persone, come i servizi igienici, come i ristoranti interni, come qualsiasi attività ricompresa all'interno del campeggio è un'attività che attua tutte le normative che vengono determinate dagli enti pubblici. Ecco, voi dice, avete attuato, eccetera, quindi forti anche dell'esperienza dello scorso anno, dove eravate già comunque preparati, in modo particolare certe zone attrezzatissime, poi nel nostro Veneto all'avanguardia con ipercertificazioni di ogni genere. Quello che lascia perplessi è proprio la data del 1° luglio, noi abbiamo ricevuto anche diverse mail relativamente proprio questa mattina dei parchi tematici. Molti sono basiti da questo perché, come dice lei, parchi all'aperto, che siano poi campeggi, che siano luoghi dove anche uno può andare a vedere per esempio anche gli animali stessi, insomma come possibile all'aperto, e metti il 1° luglio quando ormai la stagione è avviata. I campeggi, quando abbiamo il turismo tedesco o comunque del nord Europa, premesso, e là si apre il grande punto di domanda, può arrivare, non può arrivare, deve fare quarantena oppure no, in che condizioni, però con giugno, col fine delle scuole, maggio inoltrato, già dovreste aver aperto. Ma le normative sarebbero cambiate, si sono inasprite? Quando si parla per esempio di piscine aperte ma non accesso alle docce, che è un controsenso perché in realtà devi farti la doccia prima di entrare in piscina, poi uno esce dalla piscina e si va a casa a lavarsi, vabbè, sono delle cose che sembrano fatte da chi non frequenta certe strutture, ma è possibile? Cioè non si accede ai bagni comuni, quindi solo chi ha il bungalow col bagno può farlo? Cioè, per tanti si pongono questi problemi, solo chi ha la roulotte col propri servizi igienici interni, non chi ha la tenda. Come pensa che possano funzionare? Se vi siete posti queste questioni banali, per carità? Queste sono situazioni che abbiamo già affrontato come settore l'anno scorso, con la soddisfazione più totale dei clienti e soprattutto degli ospedali. Infatti, degli ospedali, esatto. non hanno avuto clientela che arrivasse da campeggi. La gestione dei servizi igienici comuni è assolutamente regolamentata, non abbiamo mai avuto restrizioni di sorta se non quelle di applicare le distanze minime previste dai disciplinari. Per quello che riguarda le docce delle piscine, le docce all'aperto non hanno limitazione se non nella fruizione, quindi le docce che sono circostanti le piscine non hanno le stesse norme delle piscine pubbliche, delle piscine natatorie dove normalmente nelle città andiamo, perché non sono luoghi chiusi. In ogni caso l'anno scorso sono stati determinati dei metri quadri minimi che devono essere dati a ogni singolo fruitore della piscina, e quindi noi al momento non abbiamo nuovi disciplinari che non siano quelli applicati l'anno scorso. Che sono andati bene. Ecco, che danno circa 7 metri quadri a persona all'interno delle vasche di balneazione, e determinano poi una misura molto simile, attorno ai 6 metri invece per le zone esterne alla balneazione. Per quello che riguarda le spiagge, sono gestite con le stesse misure che sono previste per gli stabilimenti balneari, e quindi sono misure che hanno dato prova di grande efficacia. Questo però ad oggi non è ancora stato disposto da nessun istituto, né a livello nazionale né a livello regionale. Cosa comporterebbe questo, che non è stato disposto nessun istituto? Perché noi stiamo aspettandoli, questi disciplinari, anche i sindaci della costa, sia nella loro aggregazione generale, sia con i singoli
sindaci, il sindaco Onesto di Cavallino piuttosto che il sindaco di Jesolo e quindi anche gli altri responsabili amministrativi dei comuni della Riviera Veneta, hanno richiesto al governo, che tra le altre cose finalmente dopo tanti anni si è dotato di un ministro del turismo, di poter replicare quei disciplinari, cioè i disciplinari 2020. Ad oggi però, ripeto, non ci sono conferme di queste formali, sono solamente delle conferme ufficiose che verranno riutilizzati i disciplinari del 2020. Come vede, che prospettiva si dà per questa stagione, questa prossima stagione? So che ci sono alcune strutture che hanno, nella zona poi in modo particolare del Cavallino, full, c'è scritto anche sui giornali, di prenotazioni, no? Altri invece proprio ancora nulla. Com'è lo stato dell'arte? Ma guardi, c'è ottimismo per quello che riguarda il mercato interno, quindi il mercato del Veneto e il mercato italiano in genere. C'è un grosso punto di domanda su quello straniero, in cui non sapendo quelle che saranno le decisioni dei governi europei, ad oggi non abbiamo certezze. Di sicuro c'è una buona richiesta di informazioni. Ah, è già questo buono. Sì, siamo contenti diciamo, della fedeltà del nostro cliente abituale e di come si stia cercando di organizzare le ferie da noi. Il fatto che le prenotazioni poi siano confermate, diciamo che c'è attesa. C'è attesa, come c'è attesa da parte delle imprese, delle normative, delle modalità di spostamento per l'Europa, c'è attesa anche da parte dell'utente e del nostro ospite, che non vede l'ora di venire in ferie ma ancora non sa bene come farlo. Quindi temendo di perdere le caparre, cosa che invece posso rassicurare, perché tutti i campeggi, almeno per quello che riguarda la situazione dell'aria aperta, ha dato grandissima elasticità sia nella conferma d'ordine attraverso il pagamento della caparra, sia anche nella possibilità di restituire questa caparra fino all'ultimo momento. Solo una cosa, poi andiamo in pubblicità e poi passiamo al Presidente Schiavone. Questo Green Pass, questo passaporto sanitario, il fatto di aver fatto il vaccino, non averlo fatto, proprio per il tampone, però ogni volta che ti sposti in una struttura devi farne un altro, insomma queste ipotesi che si stanno palesando vanno un po' però a rendere più difficoltoso lo spostamento, un po' più insomma seccante. Guardi, io le dico sia la verità, siccome ormai ci siamo abituati tutti in Europa a farci i tamponi sia per nostra sicurezza personale, sia per poter permanere nei nostri luoghi di lavoro, quasi tutte le aziende hanno un Covid manager che organizza dei controlli periodici. Io direi che se il Green Pass mantiene la semplicità con il quale è stato presentato, non sarebbe un problema, anzi sarebbe un virtuosismo. Se poi ci fosse la possibilità di rendere Covid free a livello di personale le aziende, sarebbe ancora meglio. Quindi se venisse data la possibilità di vaccinare i nostri collaboratori e tutti quelli che operano nel turismo, sarebbe una bellissima cosa. Abbiamo visto gli esempi spagnoli che hanno portato a grandissima affluenza di pubblico e in sicurezza. Dopodiché quello che a me personalmente ha lasciato veramente interdetto è il fatto che questo Covid Pass, Green Pass come vogliamo chiamarlo, sia già pronto, e però l'Europa si sia data tempo fino al 15 di giugno per ufficializzarlo. Ora, come stiamo correndo noi, come abbiamo messo in efficienza e in sicurezza le imprese, noi intendo dire tutti quanti, sia che siano imprese turistiche che no, è bene che anche l'Europa si dia una svegliata e rispetti quello che è un lavoro che ha una tradizione e una nobiltà che, mi lasci dire, è ormai consolidata nel tessuto sociale italiano.
la qualità dei nostri servizi, la qualità della professionalità delle persone che operano nel turismo italiano è altissima. Sono tutti lavoratori che normalmente hanno più di una competenza, lavorano d'estate come accoglienza e lavorano d'inverno con altre funzioni che possono essere le più diverse, da quelle artigianali a quelle amministrative, però è gente molto preparata e che adesso il vedere che la stagione può aver problemi, oltre a fargli capire e a fargli toccare con mano che ci sono grossi problemi economico-finanziari da parte sia delle famiglie che dell'azienda, proprio anche a livello proprio sociale, la mancanza della stagione o il turbare questa aspettativa crea dei problemi a tutti. Assolutamente. Torniamo su questi temi, riprenderemo il discorso del Green Pass anche con il Presidente Schiavone. Abbiamo la pubblicità, quindi restate con noi, pochi secondi, poi siamo di nuovo insieme.